Piccoli e lunghi percorsi tra scenari ambientali suggestivi, spesso ricchi di memoria, dai ricchi tracciati dei carbonai, dei taglialegna, ai luoghi della transumanza, circuiti a picco sul mare o nelle zone più aspre dell'interno, tra una flora e una fauna ricchissima, tra alberi monumentali e specie endemiche, tra mufloni e aquile, tra vecchi pinnetos e aziende moderne. Nell'isola, sul fronte dell'escursionismo, ci sarebbe solo l'imbarazzo della scelta, una regione ideale per tracciare sentieri in grado di offrire grandi attrattive e di catalizzare flussi di visitatori tali da trasformare questa passione in economia di un territorio. Molte amministrazioni comunali si stanno muovendo in questa direzione, cercando di offrire prima di tutto percorsi ben segnalati e guide cartacee in grado di dare ogni informazione, da quelle sul sentiero stesso alle difficoltà e tempi di percorrenza a quelle sulle infrastrutture della zona. Il Goli, piccolo centro della baronia, è l'ultimo che ha scelto di investire in questa direzione. Si è affidato al naturalista Domenico Ruglio il compito di tracciare i due nuovi sentieri e nel giorno dell'inaugurazione sono arrivati escursionisti da tutta la Sardegna, gruppi organizzati ma anche singoli amanti del trekking. Domenico Ruglio, sentieri e escursionisti in campo, che potenzialità hanno i paesi, soprattutto quelli dell'interno, su questo fronte? Sicuramente è uno dei modi migliori per farsi conoscere. Non bisogna aspettarsi da chi cammina a piedi la rivoluzione economica dei paesi, però per esempio il primo percorso realizzato qui ad Irgoli, che è il percorso delle cime del Monte Senes, ha catalizzato in questa zona già diverse centinaia di persone in pochi mesi che poi hanno, per dirla banalmente, mangiato e dormito nella locanda che c'è a Norghio. Per cui comunque sia un incremento immediato e marcato delle presenze nel territorio. È quello che si aspettano i sindaci, cioè un po' di economia anche sfruttando queste risorse. Io credo che per un sindaco, quando riesce a far conoscere il suo territorio, e questo è un modo molto, molto efficace di far conoscere il territorio, e anche a muovere un po' l'economia. Lei è un naturalista anche famoso, spenda due parole promuovendo questo territorio e il territorio che si sta muovendo adesso per creare anche dei sentieri organizzati. Cosa trova uno che viene qua? Molto rapidamente. Il primo percorso interessa tutta la linea di cresta che va da Norghio al Monte Senes. È facilissimo da fare, ci vuole un minimo di confidenza con la roccia, ma è di una spettacolarità unica, perché sei sempre in alto e vedi un paesaggio, quello delle baronie, che ha tutta vista da una parte e il Montalbo dall'altra, che è davvero molto affascinante, molto suggestivo e molto integro. Per cui vale davvero la pena di spendersi per conoscerlo. Escursionismo in Sardegna, a che punto siamo? Sicuramente stiamo facendo molti passi avanti. Se si riuscisse ad avere un indirizzo unico, mi spiego meglio, per esempio la sentieristica uguale ovunque, questo è un punto su cui io batto sempre, passi avanti ne faremo ancora di più. La presidente di un gruppo che arriva da Porto Torres, che nasce quando? Nasce nel 93 dall'iniziativa di alcuni appassionati di ambiente, di trekking. Al momento abbiamo 66 iscritti, persone che hanno interesse comune nell'ambiente, la tutela del territorio della Sardegna e non solo, perché l'associazione promuove anche iniziative al di fuori della Sardegna. Perché andare in campagna, andare per sentieri? Perché è un'esperienza che sicuramente ha l'atto della fatica, che però è ricompensato dall'esperienza di comunque conoscere una natura incontaminata che poche persone hanno la fortuna di vedere ed apprezzare. Arrivo da Genova e mi sono calato un po' in questa situazione montana, direi. La Sardegna è un posto meraviglioso, l'ho scelta per il mare, ma devo dire che poi ho un po' tradito le aspettative e quindi mi sono trasformato in un uomo di montagna. Cosa cerca quando va per sentieri? Senza dubbio la pace, la tranquillità, la rilassatezza e il contatto con la natura, che è senza dubbio la cosa più bella che ci sia in questo mondo. L'esperienza più bella che ha avuto qui in Sardegna in questi anni di trekking, di escursioni? Di essere sulla cima di una montagna e dominare tutto il territorio, ed è una sensazione di libertà unica che invito tutti quanti a poter fare. Ci siamo avvicinati proprio perché volevamo conoscere la Sardegna, vari percorsi nuovi, e quindi abbiamo iniziato con un percorso di hardcore trek. Ci è piaciuto tanto e così abbiamo deciso di iscriverci.
È bello, siamo proprio contenti, una bella emozione, soprattutto questa autostima aumenta quando vedi questi posti così belli e devo dire che ti gratifica. Lontani dallo stress soprattutto. Soprattutto, lontano dall'ufficio e dallo stress, sì, sono d'accordo. Ecco, perché si sentirebbe di consigliarla questa attività? Che poi non è che richieda sforzi economici o altro, solo quelli No, fisici. effettivamente no. Lo consiglio perché è ritrovare il contatto con la natura, con noi stessi soprattutto. Quindi sì, io lo consiglio veramente a tutti, perché l'abbiamo perso e quindi dobbiamo proprio ritrovarlo adesso. Signor Sindaco, un piccolo comune che punta sull'ambiente, sul turismo e sull'escursionismo. Avete ideato una serie di sentieri. Sì, Irguli ha una serie di risorse ambientali e naturalistiche che stiamo valorizzando attraverso la realizzazione di alcuni percorsi naturalistici. Noi ci candidiamo anche per la nostra felice posizione a 6 km dal mare, e comunque un paese dell'interno, ci candidiamo ad offrire le nostre risorse che sono inestimabili. Ai percorsi naturalistici abbineremo anche i percorsi archeologici, di cui uno è già fruibile qui a Ianna e Prunas, e l'altro che completa appunto il percorso di Ianna e Prunas, che si snoda verso l'antica carrereccia che dal nord Sardegna portava i traffici nell'epoca nuragica verso il centro della Sardegna. Io faccio parte dell'Atena, che è un'associazione di trekking di Porto Torres, dal 1993, quindi ne avrò fatte qualche centinaio. Dove è stato? Beh, siamo stati, ma in particolare noi andiamo specialmente nel Supramonte di Oliena, Orgosolo, però siamo scesi fino nel territorio di Iglesia, Scarbonia, nel territorio della Nurra, insomma un po' dappertutto, quasi tutta la Sardegna. Cercando cosa? Ma cercando quella Sardegna insolita che i sardi stessi non conoscono magari, perché noi ci capita di andare in certi posti dove troviamo magari tedeschi, inglesi, olandesi, gli stessi che poi si perdono quando vanno senza cartine, senza conoscere il territorio, eccetera. Infatti l'esperienza di oggi è quella appunto di segnare un nuovo percorso in modo tale da incentivare anche un certo tipo di turismo, anche se di nicchia, comunque un turismo dell'escursionismo, del trekking, che porta anche... Sembra di capire che in Sardegna dal punto di vista della sentieristica, dei tracciati, ci sia ancora molto da fare. Sì, c'è molto da fare, dovremmo trovare una via di mezzo, secondo me, tra una realtà tipo quella, che ne so, del Trentino Alto Adige, dove magari ce ne sono anche troppi, c'è troppa antropizzazione, e una situazione che è quella sarda, dove invece la sentieristica è ancora ai primi passi, diciamo. Alla fine di una giornata fuori cosa prova? Ma alla fine di una giornata fuori io metterei la stanchezza al secondo posto, perché, come dire, si fa il pieno di natura, di immagini favolose, di una Sardegna che di solito non si conosce, e quindi si torna a casa soddisfattissimi.